colpo di scena, andiamo nel vicino Veneto con Rosario Padovano. C'è proprio Gianfranco Pavan, attuale assessore all'urbanistica del comune di Portogruaro, retto da Bertoncello. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto. Abbiamo invitato Gianfranco Pavan, che se non sbaglio è ancora assessore all'urbanistica del comune di Portogruaro, ancora per poco, perché tra poco appunto scadrà la legislatura e quindi decadrà la giunta prima delle elezioni. E io ho notato una cosa, che sono apparsi molti manifesti di Antonio Bertoncello, candidato sindaco di Portogruaro. Non c'è la vostra lista, quindi definitivamente Bertoncello ha rinunciato a voi, oppure siete stati voi a rinunciare a Bertoncello? Ma il gruppo si è riunito in più occasioni e quello che è certo è che noi abbiamo deciso di non sostenere più, di non continuare questa esperienza. È un'esperienza che dal nostro punto di vista ha perso la sua spinta propulsiva, diciamo risorgimentale per Portogruaro, e non ci trova su due pensieri che sono prevalenti all'interno di questa maggioranza. Quello del sindaco, che è: se le cose vanno bene le ho realizzate io, se le cose non vanno bene le responsabilità vanno attribuite ai miei collaboratori. Questa purtroppo non è un pensiero che noi ci sentiamo di sostenere, nel rispetto dei colleghi assessori, ma comunque perché non corrisponde alla verità. Poi c'è un altro pensiero che è importante, è rappresentato all'interno di questa maggioranza e sta assumendo anche una forza importante, ed è quello della decrescita felice. Oggi tutto il mondo purtroppo è chiamato a verificare quali siano gli effetti di questa situazione finanziaria mondiale, e possiamo parlare di tutto tranne che di felicità, di crescita felice. Noi siamo perché Portogruaro recuperi quel gap storico che ha accumulato nel tempo. Non ci sono oggi più le condizioni per sostenere appunto questa maggioranza, che non è indirizzata in questa direzione. Ultimi 3 secondi, correte da soli. Sarà candidato sindaco per i socialisti lei? Allora, quello che noi abbiamo deciso è appunto di non sostenere le altre opzioni, quella della nostra lista o di altre soluzioni, le stiamo ancora dicendo. Benissimo, ringraziamo Gianfranco Pavan. Purtroppo il tempo è scaduto, la linea può tornare alla redazione centrale.